Presidente Trevisan, tanta buona volontà, ma oggi un altro pareggio. Ma sì, diciamo che è un risultato sostanzialmente corretto, perché insomma loro hanno fatto sicuramente un miglior primo tempo e la partita, bisogna essere onesti, potevano anche chiuderla. Noi sicuramente siamo entrati in campo nel secondo tempo con un atteggiamento diverso, e se diciamo quelle due occasioni fossero state finalizzate, probabilmente oggi parlavamo di una vittoria. Visti anche insomma le situazioni in classifica, poteva essere veramente una ottima occasione per riprendere un cammino molto positivo. Purtroppo l'Angelini in questo momento ci sta penalizzando, giochiamo meglio fuori casa che in casa, speriamo che cambi. Secondo il suo punto di vista questa squadra dove può migliorare ancora? Ma questa squadra secondo me può migliorare, fatto salvo che oggi, come tu sai, abbiamo avuto ulteriori due infortunati, Bordoni che probabilmente si è rotto il setto nasale, e Felli. Domani vedremo gli esiti diagnostici, cosa ci dirà. Può migliorare in tutti i reparti, cioè nel senso che noi comunque lavoreremo per acquisire dei profili sia a centrocampo che in attacco. Adesso vediamo il mercato cosa ci propone, perché è chiaro che non possiamo mettere giocatori tanto per metterli, come diceva il tuo collega Zappalorto prima, ma dobbiamo cercare di trovare dei giocatori che ci facciano fare veramente il salto di qualità. Questa è una squadra che purtroppo in questo momento ha bisogno comunque di rinforzi per fare meglio di quello che sta facendo fino ad oggi. In casa purtroppo questa è una brutta constatazione e non riusciamo più a vincere. No, noi abbiamo una classifica che, se dovesse essere separata tra la trasferta e l'interno, praticamente saremmo secondi, distaccando gli altri per la classifica fuori casa. In casa siamo una squadra da media classifica, quindi la realtà è questa. Adesso dobbiamo capire cosa c'è che non va e cercare di riprendere una via positiva, perché l'anno scorso insomma l'Angelini era un fortino, e invece quest'anno mi sembra che è una prateria per i nostri avversari. Sul fronte rinforzi, in settimana ci saranno alcune novità? Sì, adesso ripeto, stiamo trattando alcuni giocatori, per correttezza sono giocatori di altre società, e stiamo parlando anche con le società di appartenenza, perché sai che io amo lavorare in correttezza anche nei confronti di altre società. Spero che ce li liberino, spero che, ripeto, nella settimana prossima possiamo annunciare almeno 3 rinforzi.